Amici pelini, non so voi, ma io sono ancora in pieno godimento. Ce lo meritiamo, onestamente. Ho preso un po' di screenshot, anche se in realtà dovevo pigliare tutta la partita, perché le occasioni che ha avuto il Napoli sono incredibili. Le pagelle, qualcosa che non si vede negli highlights. Cominciamo. C'è di tutto, mi state anche inondando i messaggi privati come è giusto che sia, specialmente con un'immagine che adesso recuperiamo. Non funziona, non lo so, non esce niente, quindi io do il benvenuto in generale a tutti quelli che si sono iscritti, che hanno trovato magari la reaction. Ho visto che sta andando molto bene a livello di hype. Se ne avete ancora residuo, lo sapete, l'hype sull'analisi tattica mi fa sempre piacere, il like e tutte le cose che voi sapete come fare per supportare questo canale. Io vi ringrazio infinitamente, perché è bello, c'è chi vince e chi no, tra l'altro, però è più bello vincere se lo possiamo fare in condivisione, che Iving Sully e K New York bandierino, no, invece con la community ci divertiamo. Cavetto, sperando che funzioni tutto. E la prima immagine della partita è proprio questa qua, e mi fa proprio piacere che me l'abbiate mandata, perché io ve lo dicevo, fateci caso sempre al calcio d'inizio. Se batte la squadra, se batte il Napoli, vedrete sempre uno che va a sbattere contro l'attaccante che vuole andare in pressione su Milinkovic-Savic. Qui se ne deve occupare Juan Jesus, che va a impattare sulla linea di corsa di Castro, e poi per una seconda volta Castro prova ad aggirarlo, ma va sul piede di Juan Jesus, che è tostissimo, che resta in piedi. E molti me l'avete mandato perché l'immagine che mi avete mandato è anche più ravvicinata, è presa proprio dagli spalti, e quindi io mi sono divertito, visto che Noah Lang ha taggato Ancelotti per Neres, io ho taggato Juan Jesus e Ancelotti. Poi taggata la fanpage di Juan Jesus, perché Juan Jesus non si può taggare, e questa è colpa vostra che non si può taggare. Beh, non vostra che mi state ascoltando, colpa di quelli che, perché poi io non voglio solo godere in questo video. Per alcuni tifosi sono godato a strazzini recente, che si sia capito o no. Insomma, questo è uno dei motivi per cui gioca Juan Jesus. Non è solo perché va preservato Buongiorno, ma perché Juan Jesus ti dimostra che poi grande partita, solo una sbavatura che insomma la dobbiamo sottolineare, perché non possiamo dire solo le cose che ci piacciono, così come non posso dirvi solo le cose che mi piacciono di Elmas, altrimenti risulto poi insomma non obiettivo, antipatico. Io qua me la sono presa con Elmas perché lui nelle corde ce l'ha il gol in quella zona, allargare il piattone, cercare il secondo palo, ne ha fatti tanti così, e non ho capito perché ha stretto sul primo, o meglio lo capisco quando la riguardo. Qua però diamo merito alla visione di gioco di McTominay, che taglia il campo. Io McTominay l'ho un pochino punzecchiato nel primo tempo, qualche sbavatura, qualche errore di troppo in impostazione, ma ha fatto una partita in crescendo, una partita serissima. È veramente encomiabile, tra l'altro, perché gli abbiamo tolto la possibilità, o meglio ne ha di meno, possibilità di essere il goleador del Napoli, e lui con una serietà incredibile si è messo là a fare il mediano, a fare legna, a fare contrasti, a mettersi tra le linee di passaggio, ma riparte anche e si fa trovare nel box quando è il caso. Quindi se mai ce ne fosse bisogno, applausi a McTominay. E qua Elmas taglia un pochino male, cioè taglia bene però conclude male, ecco. E Højlund la voleva anche, però secondo me Eggem gli ha tagliato un pochino la visuale per l'eventuale passaggio per Højlund, e quindi anche per un eventuale tiro a giro sul secondo palo voleva farla sul primo, non è uscita bene. Ma il Napoli è stato martellante, e mi piace farvi vedere questa immagine perché nei vari commenti insomma che ho visto in giro, e molti dicono però ha sbagliato Ravaglia, gliel'hanno regalato, diamo un po' di meriti a sta squadra, cioè non risultiamo ridicoli. L'importanza del canale YouTube. YouTube potentissimo, importante YouTube. Ciao. Se diciamo che pure qua è colpa di Ravaglia, poi il secondo gol di Neres pure è colpa di Ravaglia, il Balò, e allora il Napoli non vince mai. Sono sempre le altre che perdono. Lasciateci godere almeno di una partita dove siamo stati dominanti per tutta la gara. Non c'è stato primo tempo così, secondo tempo colì.
Siamo stati pressati, abbiamo sprecato anche tanto. Se ci dovete dire una cosa è che dobbiamo fare 5 gol in questa partita come minimo. Ma guardate quanto gira il pallone. Cioè deve fa un giro pazzesco sta palla prima di riabbassarsi e di andare a baciare poi la rete laterale. Cioè deve fare sto giro incredibile. Non è che Ravaglia la pigliava così. Non era facile, calma. Al massimo si può chiedere perché Neres non era pressato. Questo sì. E per quanto riguarda il pressing ci sono parecchie cose che dobbiamo far vedere. Qua ovviamente è il finale dell'azione dove Ravaglia cerca di passare a Lukumi, ma Neres è troppo vicino. Ma non era una cosa estemporanea. Il Napoli fa questo tipo di pressing con McTominay anche all'inizio del secondo tempo, e ve lo farò vedere. Questo è solamente che va a buon fine, ma l'abbiamo già fatto. Qua dove ci siamo pigliati, buona partita di Politano, sottolineiamola perché sennò non siamo giusti. Buona partita. Qua è clamoroso che non riesce a segnare, è un XG di 0,83. 83 volte su 100 questo è gol. A sua difesa vi posso solo dire che il cross di Gutierrez, buon cross, rimbalza prima di arrivargli, non è un cross teso all'altezza poi del ginocchio dove lui piega e va col piede. Rimbalza, quindi sul rimbalzo tu puoi calcolare male, insomma, però questo qua doveva essere gol. Come anche questo di Lang. Premessa, io non li metterò tutti perché sono veramente troppe le occasioni del Napoli, le prendo qualcuna più clamorosa. Questa di Lang lo era anche, insomma, strozza un pochino il tiro che finisce qua. C'era anche la possibilità, in teoria, di un passaggio al centro, stavano arrivando. Va bene. Diamo un po' di soddisfazione anche al presidente, che se la merita. Ci hanno detto addirittura che domani forse dovrà parlare, non so di cosa, però insomma questa immagine ha più significati. Io ricordo immagini del presidente che quasi strappa la coppa ad Hamsik, che vuole alzarla lui, ieri pure quando la alza con Di Lorenzo, però ad un certo punto dice dov'è Antonio, dov'è Conte. Ecco, mi dà la sensazione che il rispetto che ha De Laurentiis per il suo allenatore non dico che è quasi un unicum. Lui parla spesso bene di Reia, che sono rimasti in buoni rapporti, con Mazzarri ovviamente c'è ancora affetto, c'è ancora amicizia, con altri invece c'è astio. Qui io vi ripeto questa cosa, se mai, quando mai dovesse finire questo rapporto, io credo si resterà in buoni rapporti, perché di base c'è un'amicizia tra famiglie e fa bene De Laurentiis a ribadire e anche a togliersi un sassolino. Ma veramente avevate dubbi su Conte? E onestamente chi ha avuto dubbi su Conte è perché siete sclerotici. Onestamente si può criticare Conte, assolutamente, si può valutare quando fa delle scelte che non ci piacciono, o nella comunicazione se va in escandescenza dopo una sconfitta, sicuramente. Quando poi dice Conte se ne deve andare prima di subito, è meglio che non torna proprio, siete completamente folli. E in questa immagine, mentre De Laurentiis è qui, mentre lo stesso Conte è un po' defilato che lascia ai ragazzi la copertina, io vi ripeto quanto è bello Oriali. Poi le cose che negli highlights non ci finiscono, e una di quelle cose che mi ha più entusiasmato e incuriosito durante la partita era la fase difensiva del Napoli, perché ancora una volta, ed è bello ribadirlo per quelli che magari sono un po' distratti e vogliono raccontare del Napoli, il Napoli ha cambiato ancora il modo in cui ha affrontato la partita. Abbiamo visto, quindi non è mai il modulo, perché abbiamo visto cambio di modulo, uomo su uomo, ok, ma contro una difesa a 4, e non solo perché loro hanno difesa a 4, ma per come utilizzano le catene, le squadre di Italiano, e per come cercano di sovraccaricare certe aree e scompaginare le marcature a uomo, il Napoli non va uomo su uomo, assolutamente. C'ha un blocco e vediamo chiaramente con un 5-4-1 in fase difensiva. Questo per esempio è Odegaard. Se Odegaard si abbassa così per andare a sovraccaricare, Juan Jesus mica lo segue. Juan Jesus in questo caso resta lì, ha una mano Rachmani ed è pronto eventualmente a raddoppiare su Orsolini in zona Spinazzola, ma seguire poi Odegaard in questa zona qua sarebbe poi svuotare quella zona centrale, e non mi sembra il caso. Quindi il Napoli ha fatto una cosa ancora diversa, e qua si può parlare anche di filosofia, perché io faccio i complimenti al Napoli per essere elastico
e affrontare poi diversi avversari in diversi modi. Si sono fatti i complimenti però invece anche al Como per non aver snaturato il proprio modo di giocare dopo la sconfitta con l'Inter. A Italiano invece non si fanno i complimenti fino in fondo, perché si dice ma tu devi essere un pochino più duttile, non puoi andare avanti sempre con una sola filosofia. Qual è la verità? La verità è che chi vince si prende i complimenti e quando perdi no, a meno che poi non ti stai creando un personaggio, e Fabregas è uno di quelli che si sta creando il personaggio. Secondo me, ecco, se mi doveste chiedere adesso, un domani Italiano o Fabregas, io se potessi pigliare Fabregas sarei più incline, nonostante sia un allenatore straniero che non sempre funzionano, ma lo vedo credibile. Io a livello proprio di fisicchio di roll non mi convince Italiano fino in fondo, che vi devo dire? Poi è un bravissimo allenatore, ma ad oggi io mi tengo Conte. Ed ecco che vi dicevo anche ieri in live che, visto il blocco basso con Neres ed Elmas a dare una mano alle fasce, perché Neres andava a dare una mano anche a Politano quando Miranda scendeva molto, dall'altra parte Elmas poteva dare una mano a Spinazzola, chi era poi chiamato al pressing in avanti a dare una mano ad Højlund erano Lobotka e McTominay, quindi i due centrali. È bellissima sta cosa. D'altra parte lo stesso Elmas e lo stesso Neres sono chiamati a essere più interni, quindi si può ricreare un centrocampo a 4 eventualmente. In questo caso Neres è pronto ad accorciare qua su Miranda, ma addirittura il Lobotka che va in pressing su Lukumi, io là ho capito, ok, quindi non siamo assolutamente uomo contro uomo, ma siamo nel calcio situazionale. E cioè, se la palla va da una parte e la squadra si muove in un modo, se va dall'altra parte in un altro. E quando questa si chiama palla coperta, cioè la palla è coperta anche dall'avversario, stanno giocando all'indietro, tu devi andare là aggressivo perché li metti in difficoltà, e abbiamo visto poi arriva il gol, la difficoltà di Ravai. Mi sa che viene lungo, vabbè, non fa niente, abbiamo le feste per goderci di questo video, magari, perché non so quanti contenuti possono uscire. È giusto che ci pigliamo anche un momento di pausa, lo sapete, vi voglio fare un video al giorno, mi sento in colpa, ma se non ci saranno argomenti non me li invento, probabilmente si parlerà di mercato, del blocco del mercato. Comunque, in varie occasioni il Napoli ha giocato di prima e ha creato dei presupposti. Questo è uno dei non tiri di Neres. Elmas taglia verso il centro e scarica su Neres che di tacco scarica su Højlund, che poi di tacco a sua volta darà la palla sulla corsa di Neres che poteva tirare proprio al volo. Ma insomma, questa è una delle azioni, ma ce ne sono state altre. Quella che porta al tiro di Spinazzola, ancora più bella. Rigore netto, a palla lontana, senza dubbio. Pobega va proprio con il braccio così sul collo di Rachmani, fa anche male. E rigore nettissimo. Ho guardato bene anche la refcam e ribadisco quella che è una cosa che vi dico quasi in ogni analisi. Quando noi ci infervoriamo contro l'arbitro, lo so che è impossibile da gestire, ma dovremmo abbassare i toni verso l'arbitro e alzarli verso il VAR, perché l'arbitro è veramente impossibilitato a vedere tutto. È lì che il VAR dovrebbe dare una mano. Qua Colombo sta guardando di qua e di là, di qua e di là, e questo momento se lo perde. Solo il VAR ti può aiutare in questo caso. Se il VAR non lo ritiene abbastanza, ecco che un capitano o lo stesso autore, quello che ha subito il fallo, dovrebbe andare a dire: puoi andarla a vedere, poi la giudichi tu, puoi giudicare se è abbastanza o meno, ma valla a vedere anche a velocità naturale. Senza che poi facciamo nei rallenti tutti sembrano gravi. Rivediamo a velocità naturale e vi assicuro che questo era un fallo netto. Qui invece, anche qua, un fallo che fa male da dietro sul tendine d'Achille, fa male. Qui Colombo ha fischiato il fallo al contrario. Ci poteva stare una mini trattenuta di Elmas in questa cosa qua. Nel refcam si capisce che Colombo è molto educato nel modo in cui si rivolge ai calciatori, come d'altra parte lo è Di Lorenzo. Non siamo abituati. Io non lo so se le due squadre si sono comportate molto bene, se Colombo è bravo a mantenere il livello del nervosismo più basso. Secondo me ci sono un po' di cose che portano Colombo a essere Colombo a essere uno dei preferiti dell'AIA.
Probabilmente sì, ci sono dei punti dove è più bravo di altri, magari si posiziona bene, sa parlare bene con i calciatori e sono i VAR che non si possono sopportare, quindi nel voto generale piccionesco ci finisce più il VAR che altro. Comunque qua, rivedendolo, ci poteva stare la trattenuta di Elmas che sì, sbaglia, si mangia il primo gol, insomma non era il gol a porta vuoto come quello di Politano, ma poteva far meglio, ma per tutta la partita in questa zona ha comandato lui, sapeva dove andare a prendere il pallone, sapeva come muoversi, in questo caso porta palla e trova un bellissimo filtrante per Højlund. Poi mi pare che il tiro che finisce, insomma lui qua cerca alto sul primo palo come da scuola calcio, se non lo incroci alto sul primo palo, ma la svirgola un pochino. Sottolineiamo che qua è arrivato McTominay, che qua si prende un po' colore, dice sì, ma guarda qua c'era la possibilità di darglielo, però io capisco la punta che in quel caso vuole tirare in porta, perché dopo essersi fatto il cuore a giocare per i compagni, se arriva una palla la vuoi tirare. E parlando di McTominay, io non penso ci sia un gesto più bello esteticamente di questo. Continua a dispensare fotografie per i posteri, insomma, cioè questo tra l'altro è un cross cioè è riuscito a coordinarsi con palla volante per crossare al centro, è una cosa di un'eleganza, di una forza fisica, di una perfezione stilistica. Io non ho le parole adatte per descriverlo, la dovete solo godere così com'è. E poi la Serie A ci fa divertire anche con un pochino di data, vabbè, nel senso i dati, no? In inglese data, un pochino di data analysis, mettendo i nomini, mettendo le velocità, insomma gli XG. Questa è l'azione con tutti i famosi scambi, dove Neres riceve palla da McTominay, di prima la dà a Højlund che di tacco la ridà a Neres, che fa questo movimento a mezzaluna a seguire. Nel frattempo è partito anche Spina, azione codificata che ho visto anche con il Milan, quindi Conte dinosauro che fa solamente il catenaccio e la risolvono solo i singoli. Vi dovete arrendere, dovete bandiera bianca, non è così, non contano i moduli, perché lo fai con il 4, la difesa a 4, lo fai con la difesa a 3, adesso vediamo le posizioni medie. Non conta quale avversario stai affrontando, conta se stai in grande forma e se sono tutti mentalizzati, concentrati. Allenatore credibile. E devo dire una cosa al Bologna, non puoi lasciare Neres così solo. Højlund aveva svuotato qui. E Lukumi che guardi, che stai guardando, devi andare subito, qua sta per battere Politano, poi arriverà Cambiaghi a cercare di dare un po' di fastidio a Neres, ma gli avete fatto fare qualsiasi cosa in grande tranquillità. Poi Neres quel gol lo deve fare, 0.01 di XG. Però qua il Bologna tirata di orecchie. Ma come vi dicevo, saltando di palo in frasca, il secondo gol di Neres è un altro pressing codificato, perché il Napoli anche a inizio secondo tempo lo fa con McTominay che va fino in fondo su Moro, scavalca Moro per andare in pressing anche su Ravaglia, e si sa che Ravaglia fa questo su Lukumi. Di conseguenza arriva Neres a fare il pressing, è semplicemente un pochino più in ritardo rispetto a quando farà il gol, però anche qui Neres va in pressing e recupera, non mi ricordo se recuperiamo un calcio d'angolo o un fallo di fondo per loro, e Neres si arrabbia pure perché lo sa che quella è un'azione che è stata preparata e studiata, e poi il gol arriverà. Tranquillo David, tranquillo. Qui Neres fa partire un altro contropiede, Højlund arriva a 35 km e mezzo all'ora. Vedete, c'è 1,5 km più del suo avversario, è dietro ma arriva prima. In questo caso Højlund insomma non riesce a calibrare bene i giri del passaggio, Neres c'era arrivato, però questa è un'altra azione clamorosissima dove abbiamo esposto poi la difesa allegrina. Non di Allegri ma di Italiano. Pazzesco, questo è il Milan, è proprio la stessa immagine, con lo stesso pressing, con l'impatto, e che iscrivetevi al canale, dai. Insomma, andiamo a vedere queste pagelle. Posso immaginare dei voti generosi. Ci rispostiamo.
e mi pare giusto complessivamente, dopo aver rivisto anche il ref cam, dopo aver capito come si interfaccia con i calciatori, il 5 per il piccione mi sembra il voto più giusto. Bravi alla community. 8,5 Conte come minimo, insomma, se ancora una volta fa una cosa nuova e gli riesce, perché poi noi siamo in grado di fare cose nuove e quando poi perdiamo ci rimane il retrogusto amaro e magari non le apprezziamo, però dietro c'è un lavoro e questo andrebbe visto. Però se oltre a farci vedere cose nuove porta anche i trofei, e che gli vuoi dire? 6,5 che buongiorno, che entra insomma all'83esimo, partecipa alla festa come sei più per Mazzocchi, e poi casapiato un 5 da qualcuno senza alcun motivo, non ha manco toccato palle, secondo me va benissimo. 6,5 Lang, c'è il ci sta il potenziale, sottolineiamo che fa la fase difensiva, sottolineiamo che dovrebbe essere il bad boy arrivato, cattivo, rapper, tatuaggi eccetera eccetera, e poi è un cucciolotto dolcissimo che si mette a taggare Ancelotti perché vuole che il suo amichetto, il compagno di banco, sia convocato in nazionale. Diventano tutti troppo buoni con noi, comunque lo aspettiamo sempre. 6,5 per Gutierrez, che alla fine entra nelle azioni con quel cross, con un inserimento dove fa finalmente ammonire Sherlock Holmes, e quindi bene anche lui. È chiaro che con Spina c'è poco da fare, è meglio Spina, però è bene averlo a disposizione. 6,5 per Savic, quella parata che fa quasi non si deve muovere, deve stare lì posizionato bene. E poi bene che non abbia buttato il pallone, l'abbiamo buttato spesso nella partita di campionato in avanti, e invece tutti i passaggi erano per saltare la prima linea di pressing, ma non tutta, perché sappiamo che se Savic spara arriva direttamente a Ravaglia. 6,5 per Di Lorenzo, sì, penso che ci sta come voto, forse uno di quelli che se proprio devo trovare, ma oggi il premio Micio è comunque per un giocatore che ha giocato bene. Se vogliamo il premio Micio va idealmente a Neres perché non ha tirato, se il premio Micio a quella roba là, o a Politano che tira ma non becca la porta. Comunque 7 più Rachmani, praticamente preso Castro, se l'è inglobato e chi l'ha visto. 7 più Juan Jesus, ripeto, la sottolineiamo quella sbavatura dove Orsolini se ne può andare, il miglior esterno del campionato italiano praticamente, se ne può anche andare una volta, e quindi 7 più è il minimo. 7 meno per Spinazzola, forse il meno perché non è riuscito a segnare, ma là ha fatto un buon intervento Ravaglia. 7 più McTominay, mi fa piacere che è stato valutato l'impegno di Scott in crescendo anche sul finale. 6,5 per Elmas, sì, anche 7 meno se chiedete a me. Quel non gol mi ha fatto urlare come urlo per Neres e per gli altri, però nella partita, nella zolla giusta c'è stato ed è molto prezioso. 7,5 Lobotka, che ve lo dico a fare, insomma, non finisce mai in copertina, ma è sempre quello forse più importante per gli equilibri, per il ritmo della squadra, e fa la fase difensiva, è imposta, e va in pressing alto, e ritorna, e c'ha 45 polmoni. Politano si prende il premio Micio quindi con un 7 meno, il che pure va bene. Sto vedendo il 7 meno, sapete perché il premio Micio? Perché Politano perde tempo a guardarsi Erfaina invece di guardare a me. E qua protesto seriamente. Caro Matteo, visto che Erfaina tra l'altro pure dà addosso a Conte a ogni piè sospinto, se ti deve criticare ti critica eccetera eccetera, tu che vai da Erfaina e regali 100 sub su Twitch a Faina, quella gente là, ma perché non ti iscrivi al canale Azzurro Fluido, che siamo più equilibrati e quando ti dobbiamo difendere noi ti difendiamo? Chiedo così. Premio Reali va a un Neres dal piede caldissimo, c'è veramente poco da aggiungere. Se aggiunge la continuità a quello che lui è e può essere, sempre gatto vivo, abbiamo un crack assoluto che nel campionato italiano fa la differenza, ma proprio alla grande. 8 per Højlund, perché non ha importanza se segna o meno, sta facendo tutto quel lavoro che è richiesto alla punta di Conte e lo sta facendo molto bene, ed è ancora molto giovane e secondo me ben pagato. Sono veramente contentissimo. D'altra parte il Napoli ha sempre avuto dei grandissimi attaccanti ed era importante continuare su questa tradizione. Ora l'ultima cosa che vi volevo far vedere, se avete un like lo potete lasciare. Aspetta che qua
anche se è finto ma è vero, fondamentalmente. Ottima idea, caro Luigi, aprirò un topic per la piccionaia, proprio la piccionaia topic, in modo tale che parliamo di tutti gli orrori arbitrali che vediamo anche nelle altre partite, perché le commentiamo tutte. Mentre a Fabio Versatile, che vuole che io prenda un altro dissing con Leao, non c'è bisogno, onestamente. Insomma, mi divertiva solamente farvi vedere l'equilibrio di possesso palla. Nel primo tempo anche molto di più noi, quindi è logico che salga nel secondo per loro. Però un XG importante del Napoli, 2.19, fate conto che il gol di Neres non era proprio XG, ma segniamo così. 5 grandi occasioni contro una. Ma quello che mi dà sfizio, oltre al 9.9 di Neres, è vedere un pochino le posizioni medie, dove il Napoli continua a risultare quasi a 4. Vedete, Spinazzola si fa tutta la fascia, quindi è un quinto, no? È un esterno a tutta fascia, terzino che spinge molto così. Di Lorenzo anche tocca un pochino di più la difesa rispetto all'attacco, rispetto a Spinazzola, però vedete che sta molto esterno fondamentalmente, gli dà una mano, lo raddoppia Politano, ma vedete che Rachmani sta fondamentalmente centrodestra, vedete che Juan Jesus sta fondamentalmente centrosinistra e un po' tutto il campo. Due medianoni che si fanno tutto il campo. Neres che prende praticamente tutta la zona del trequartista, la zona Zaniolo, se la vogliamo chiamare, la zona Zaniolo, la zona di Bala, la zona dove questi trequartisti si esaltano a piede invertito. Højlund che tocca tutti i palloni dove li deve toccare, e un Elmas che pure fa l'esterno ma si accentra. Secondo me questa hitmap è qualcosa di meraviglioso, che ci spiega ancora una volta che sì, noi possiamo, per semplificare, chiamarlo 3-4-2-1, 3-5-2, possiamo chiamare 4-2-3-1, lo possiamo chiamare 4-2-4, lo possiamo chiamare veramente come diavolo vogliamo, ma non ha importanza e non farà quasi mai la differenza rispetto a un'idea precisa di piano gara messa in atto da tutti gli 11 contemporaneamente, concentrati e vogliosi e gagliardi e fisicamente a posto. Il Napoli non ha più infortunati, anche sa De Bruyne. Si trasformano gente se ve la state ancora prendendo con De Bruyne che non ha fatto il posto, eccetera eccetera. Vuol dire che veramente volete cercare qualcosa di cui lamentarvi anche in un giorno di festa e di giubilo. Lasciate stare a De Bruyne e sperate che torni il più presto possibile. Anche Anghissà non l'ho visto fare un post così. Ve la state prendendo con Anghissà? No, ve la volete prendere con De Bruyne. Siete degli infelici. Agli infortuni Gilmour, Meret, De Bruyne e Anghissà dobbiamo aggiungere infortunato Lukaku, dobbiamo aggiungere infortunato Olivera e dobbiamo aggiungere infortunato Beuke, ma poi con il dubbio se Buongiorno sta al 100% o no, siamo ancora in piena emergenza, e quello che siamo stati in grado di fare con qualche sciuliata in Champions, più quelle là Udinese, Torino e Bologna in campionato, è qualcosa di straordinario. Sono nati nuovi sticker appannaggio del gruppo Telegram degli amici Bellini. Ecco come ci divertiamo noi a utilizzarmi eccetera. Ci divertiamo moltissimo. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Chissà quanto è venuto lunga. Voi, se ve la siete vista tutta quanta, nei commenti scrivete coriandoli, i coriandoli che lancia Juan Jesus per fare le foto più belle. Vai. Legarci tutti come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita